Allora, stiamo andando addirittura d'arrivo velocissimi. Alain Luciani, prego. Niente, ma secondo te, Morosi, una volta che si fa questo referendum e i veneti si esprimeranno sicuramente l'80-90% a favore, ci sarà un'affluenza, credetemi, perché facciamo il 100%, chiunque dai. Sento parlare, un po' come fu quel famoso referendum online, no, per l'indipendenza, dove chiunque partecipò e fu così davvero. E una volta che ai veneti gli dai un bel calcio nel sedere, perché quello sarà un calcio nel sedere probabilmente, no? Perché come si dice, il governo dirà no, noi dei vostri soldi, con i vostri soldi non possiamo fare a meno. Qual è la sorpresa? La sorpresa sarà che quando tu andrai davvero a chiedere l'indipendenza, avrai davvero la gente, avrai veramente il popolo con te. Oggi la consapevolezza dell'indipendenza si crea e non c'è, e di indipendenza la gente oggi fa fatica anche a comprenderla, fa anche fatica a capire, caspita, indipendenza, fa anche paura, cioè è un tema tanto importante l'indipendenza, tanto importante, lo si vede in Scozia cosa è successo, gli inglesi sì che hanno una democrazia evoluta, la nostra purtroppo è quella che è, perché quando voi chiedi di esprimerti non ti permettono di farlo e quindi ritengo sempre la te, però allora sì che davvero ci sarà una trattativa, allora saranno davvero costretti ad arrivare a una trattativa. Oggi su cosa trattativa? Se non hai messo l'oggetto di indipendenza davanti. No, ma se allora, perdonami, un referendum per l'autonomia che poi non porta a nulla, cioè, come dici tu nella maniera più disfattista, metterà la consapevolezza ai veneti che hanno un paese che è contro di loro. Perché adesso non lo capisci? No, ancora non lo capisco. Adesso non lo capisci? Non lo capisco. Mamma mia, come ti garantisco che oggi quando c'è un problema in comune dicono avete tagliato i servizi, non sanno che al comune di Padova il governo centrale ha rubato 50 milioni di euro per il patto di solidarietà, altro che i 16 milioni del referendum che avevamo farci noi sull'autonomia. 50 milioni di euro hanno tolto dalle casse del comune di Padova, quindi ti garantisco che, per carità, la storia, infatti Zaia secondo me quell'accenno che ha fatto, probabilmente anche questo, il governo dovrà rendersi conto che se non c'è l'autonomia i cittadini poi saranno incazzati, scusatemi il termine, saranno arrabbiatissimi, però può dar fastidio se saremo ancora in democrazia. La storia ecco perché è un fatto storico quello. Sposata, prego, la battuta, poi devo dare io torno a dire che o dietro c'è un progetto su questa cosa, oppure il rischio è che torni indietro sull'iniziativa un'immagine negativa, quindi anziché positiva e negativa, perché se poi a questo referendum non verrà dato seguito con aspetti oggettivi, pratici, il rischio è che, come ogni cosa prometti, la gente va a votare, poi si accorge che non è cambiato niente, crea illusione e è negativo. Io quindi sono sicuro che deve esserci un progetto, il progetto che poi può andare in due direzioni, o verso la modifica della Costituzione o verso un discorso di indipendenza. Non abbiamo soluzione di sorta, però entrambe le situazioni sono difficili. Prima si parlava di fermento, ma scusate, ci siamo dimenticati il fermento di quando è nata la Lega Nord 20 anni fa? Allora sì che in Veneto c'era fermento, allora sì che c'era una forza propositiva di rottura. Oggi il fermento io personalmente non lo vedo, lo vedevo più allora il fermento verso un discorso che poi anche allora ovviamente iniziative di indipendenza erano state almeno dichiarate poi non realizzate, quindi io credo, mi avrebbe fatto piacere e sono curioso di sapere il giorno dopo del referendum cosa è che il nostro Presidente della Regione tira fuori. Dov'è il fermento? Non nel Veneto, in questo paese. Questo è un paese che ha 7 milioni di poveri. La più alta disuguaglianza è cresciuta rispetto ad altri paesi europei negli ultimi 10 anni. Chi stava bene sta ancora meglio, chi stava benino sta malissimo. Ogni giorno ci sono situazioni in cui si interviene anche normativamente per ridurre gli spazi della democrazia. Tu vedi fermento? Perché io non vedo quello che sta succedendo in queste ore in Grecia, quello che è successo a Lisbona la settimana scorsa, quello che è successo a Parigi, quello che è successo a Madrid. Allora la domanda è, l'avvocato diceva poco fa sottovoce rassegnazioni, io non so se è rassegnazione, io dico che forse è arrivato il momento di riaccendere l'interruttore della ragione e provare a domandarsi quanto ancora dobbiamo aspettare prima di frenare la caduta in basso, perché gli indicatori di caduta in basso sono
in primis, dal mio punto di vista, il livello di disuguaglianza che c'è in questo Paese. E coloro che amministrano e governano il Paese adesso, ma anche chi lo ha governato prima, non diversamente, pensa che questa cosa si risolva parlando di novità e rinnovamento. Poi il rinnovamento è forse la legge sul lavoro che hanno fatto, il Job Act, è il rinnovamento. Io faccio parte della Commissione di conciliazione ogni mercoledì mattina davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro, dove si discute l'articolo 7 della legge Fornero, licenziamento per cause oggettive. Ogni settimana ne abbiamo 4 o 5, lì si tratta solo di monetizzare quanti soldi dai, 2 stipendi, 3 stipendi, 5 stipendi, e potrei andare avanti e farti altri 100 esempi di questo aspetto. Per il discorso del mancato approfondimento che dici, su ogni cosa non si approfondisce. Allora, io penso che evidentemente la gente ancora non è stata legnata abbastanza, perché diversamente, ripeto, in Grecia in queste ore stanno facendo il finimondo, perché una proposta del governo greco, sollecitata dalla famosa matrigna europea, perché in questo momento è una matrigna quando chiede ulteriori sacrifici a chi da anni gli fa i sacrifici, perché non è nemmeno vero che le risorse non ci sono e che le vanno a pescare sempre sui soliti nodi. Siamo in chiusura. Lì si sono un po' arrabbiati, noi. Va in tutto, Madama la Marchesa. Allora, io devo chiudere la trasmissione, ne faremo un'altra. Ne faremo un'altra. Grazie. No, perché faremo un'altra sicuramente su questo tema, perché sono temi importanti. Tanto il referendino per il Veneto quanto il referendone, quello di ottobre, bisogna comprenderlo e capirlo bene. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo flash, a questo punto rispetto ad altre puntate. Grazie a voi di averci seguito. Vi lascio perché dopo la pubblicità e la sigla di chiusura c'è una puntata dedicata con l'intervista a Magdi Cristiano Allam, quindi continuate a seguirci. Grazie e a domani. Grazie. Buonasera. Buonasera.